Governatore, la Regione presenta un report sulla salute del Veneto. Com'è la situazione quindi? Parliamo di energia. Beh, si vedono dei segnali positivi e questo è indubbio. Cresciamo quest'anno 2015 di PIL dell'1,1%, quindi cresciamo di più del PIL nazionale. E la previsione per il 2016 è una bella previsione, si parla di un PIL da 1,6 che ci fa ben sperare. Aumentano le esportazioni del 13% e valgono circa un 30% del nostro PIL con 54 miliardi di euro. Parliamo della Corte dei Conti che pone 4 osservazioni sulla presentazione del bilancio. Beh sì, ma ci hanno approvato il bilancio, questo è fondamentale. Le 4 osservazioni noi abbiamo anche controdedotto anche in passato, evidentemente queste disquisizioni, metti i soldi di qua, metti i soldi di là, iscrivili in questa parte del bilancio, iscrivili nell'altra, ma il risultato non cambia, insomma, l'importante è che si facciano le cose. Parliamo del latte e di tracciabilità, forse questo è il problema fondamentale e lei conosce bene il settore. Ma sì, guarda, i nostri costi di produzione sono più del doppio dei costi di produzione di alcuni paesi europei dove il latte si riesce a recuperare a 15 centesimi. Dico che se noi rincorriamo i costi di produzione degli altri siamo perdenti, però noi abbiamo una qualità che gli altri non hanno. Il consumatore oggi in Italia consuma 1 litro di latte su 2 che è straniero. Se avessimo la tracciabilità dell'etichettatura, il consumatore sarebbe in grado di sapere se il latte che sta per comprare è straniero oppure no. Terrorismo, ripristinare le frontiere, quindi Schengen è sbagliato o qualcosa va migliorato? No, ripristinare le frontiere intanto per controllare bene gli accessi, dopodiché c'è anche da dire che dobbiamo fare presidi rispetto ai grandi centri di aggregazione, penso al Carnevale di Venezia, ma penso anche a tutto il tema dei treni, del traffico ferroviario che ancora oggi è lasciato in balia di chiunque vuole salire sul treno anche senza biglietto. Nordio vieta o vuole vietare il burqa a Venezia, lei cosa ne pensa? Ma ha ragione, ma io non lo vieterei solo a Venezia, lo vieterei dappertutto, anche perché noi dobbiamo essere rispettosi dell'identità, delle tradizioni, della religione e anche degli altri, però è altrettanto vero che qui, soprattutto in questo momento, il tema del travisamento non possiamo accettare.